Sono Paolo Giorgetti e ora vi racconterò una storia. Era il 9 novembre del 1978 e come ogni mattina uscii di casa recandomi a scuola. Ma quella mattina non fu come le altre. In quel breve tratto incontrai due uomini sospetti che scesero da un'auto avanzando verso di me. Intuii subito le loro intenzioni e decisi di provare a scappare, ma sfortunatamente nella fretta inciampai e mi raggiunsero e di forza mi caricarono in macchina, colpendomi a morte. Dai binai a pochi metri dal luogo dell'aggressione vidi la scena del treno e, non essendoci a quel tempo telefoni cellulari, lanciai l'allarme una volta arrivato in stazione a Milano. La stessa sera fu effettuata una chiamata ai vigili del fuoco per denunciare un incendio. Purtroppo fu trovata un'automobile in fiamme e una volta domata l'incendio fu rinvenuto il mio cadavere. Quando aprimmo il bagagliaio ci ritrovammo in una scena raccapricciante. Un bambino di soli 16 anni, carbonizzato. Finalmente i responsabili vennero identificati e processati per il delitto del tentativo di occultamento di cadavere di nostro figlio e vennero condannati 6 membri del clan dell''Ndrangheta. I responsabili sono stati individuati e condannati, ma la pena che gli hanno dato non sarà mai sufficiente per ripagare il dolore di una madre che perde un figlio o di ricucire le ferite che hanno lasciato in tutte le persone che conosceva. La storia di questo ragazzo testimonia quanto l'uomo possa essere privo di scrupoli e crudele, nonostante sia considerato l'animale più intelligente della terra. L''Ndrangheta esiste ancora ed è più violenta e aggressiva di prima. Ha lasciato una scia di sangue, di lacrime e di tragedie, togliendo la vita a molte persone e distruggendo l'esistenza di famiglie e comunità intere. Per questo non dobbiamo dimenticare le vittime innocenti delle mafie. Dobbiamo mantenere un ricordo vivo di queste persone con scelte di vita onesta, rispettando le leggi e impegnandoci perché giovani come Paolo possano studiare e crescere liberi e felici.